Buona partecipazione per l'evento Women in Action all'interno del progetto Pari Generazioni di Impresa finanziato dalla Regione Veneto. Tra gli organizzatori l'ente di formazione Cesar in collaborazione con il movimento Donne Impresa di Confartigianato Vicenza. Testimonianze e laboratori con al centro l'imprenditoria femminile. Sentiamo prima la presidente Sabrina Pozza sui punti principali toccati durante l'evento. I punti fondamentali che uniscono un po' tutte le donne in tutte le loro fasi della vita, fra l'altro, sono la creatività, l'adattabilità e il valore dell'insieme, cioè il fare gruppo, il riuscire a fare team e la capacità di mettere in azione tutto questo attraverso il recupero della propria autenticità e quindi il fare dell'unicità di ciascuna una ricchezza per l'insieme, che questo vale sia per la famiglia che per il luogo di lavoro, chiaramente. E abbiamo raccolto alcune dritte su come affrontare le difficoltà in azienda dalle relatrici Cristina Pozzi e Susanna Martucci. E le difficoltà non mancano mai, ovviamente sono all'ordine del giorno e credo che il segreto sia in primis quello di avere persone con cui condividere e affrontare insieme la difficoltà. Quindi che sia il co-founder, che sia il team di persone di cui ci si fida, perché insomma sono cose che poi è difficile portarsi a casa per parlarne con qualcuno che non condivide quella sfida o quella difficoltà, e quindi avere qualcuno che la capisce credo sia intanto la prima cosa. Pranzare assieme una volta alla settimana per dar modo alle persone che magari hanno delle prevenzioni nei confronti dell'altra di conoscerli parlando attorno a un tavolo e poter capire che magari dietro quella persona che non gli stava tanto simpatica c'è una donna come lei che ha il problema di accompagnare i figli, che magari è nervosa perché a casa fa tutto lei o cose di questo genere. E devo dire che ha dato degli ottimi risultati.